Allora, noi parleremo innanzitutto di quante, secondo proprio del vantaggio di avere più lingue madri. Già è stato detto, qua quelli che sanno italiano e veneto sono fortunati rispetto ai poverini che sanno solo una lingua. In America da tantissimi anni circola, per spingere gli americani a imparare le lingue straniere, circola un manifesto con scritto "Monolingualism can be cured", il monolinguismo può essere curato. Perché è meglio essere bilingui? La prima cosa, il ragazzotto è più bravo a risolvere problemi. Si chiama language problem solving skills. Questo qua vuol dire far funzionare le rotelline di questi due pezzetti di cervello e tenerle attive, cioè chi ha più lingue impara le altre lingue con meno fatica e con maggiore risultato. Cos'è, dov'è questa lingua veneta? La sua origine qual è? La Venetia è il nome che già dal tempo dei Romani veniva dato alla regione che oggi chiamiamo Veneto, in realtà più estesa. Indichiamo che c'è una continuità nella lunga durata, anche proprio linguistica e anche in un certo senso riguardante proprio la popolazione, che si chiama Veneti da circa 3000 anni, dove la lingua madre è anche, la lingua madre potremmo dire, è anche lingua matrice, quindi è la lingua che crea la matrice del proprio cervello. A me tocca presentarvi il nostro manuale Eurocom-Rom di intercomprensione in lingue romanze. Devono essere pochi i manuali linguistici tradotti in tante lingue. Credo che fra tutte queste adattazioni e traduzioni la più eccezionale sia l'ultima, la versione veneta, perché è stata fatta in una lingua che appena ha cominciato a trovare la sua ortografia standard e nella quale una pubblicazione scientifica di 270 pagine è una novità. È che è risaputo dal punto di vista genealogico che il veneto, il gallo-italico, il romancio, il ladino e il friulano non sono parte della lingua italiana. Cioè quello è risaputo, non è un segreto. Il problema nasce quando si ignorano queste cose e si basa una supposta o presunta tipologia sulla sociopolitica, non sulla linguistica. Perché a un dialetto viene negato lo status ufficiale, mi hai dato il pointer, ma io sempre viene negato lo status ufficiale perché non è una lingua. Però se gli è negato lo status ufficiale non può essere usata nei domini alti, non può essere usata nell'amministrazione e quindi non è una lingua e quindi gli viene negato lo status ufficiale e continuiamo a girarci attorno. Ecco, sarebbe come dire le donne non avevano il voto ieri, non possono averlo oggi e se non ce l'hanno oggi non possono averlo domani e quindi continuiamo a fare questo giro che è una cosa che è accaduta. Very soon the academia work will probably make Venetan language a safer language. Thus, the Academy is enhancing the status of Veneton in terms of the UNESCO criteria for language vitality. And it's doing this in several ways. It's extending the range of domains in which the language is used, at least in its written form. Per me il veneto era una lingua proibita, che non avevo mica da azzardarmi a parlare, neanche a provarlo. Ma non che era mio spazio per la lingua veneta, non la era neanche valutata per lingua in famiglia. Contare questa storia di altri in lingua veneta alla per me un'emozione grande.